le informazioni più o meno corrette, moltissimi gli articoli sui quotidiani, servizi sul telegiornale rispetto al fenomeno delle migrazioni. Oggi vogliamo cercare di fare un po' di chiarezza, lo vogliamo fare intervistando un protagonista, un ragazzo di 25 anni, arrivato in Italia dal Burkina Faso attraverso un barcone. Ve lo presento subito, è Sarid e tra l'altro Sarid sarà sottoposto a un'intervista un po' particolare, ma non vi svegliamo subito tutto. Perché sei partito? In Burkina Faso? Perché cercavo la vita migliore, per quello sono partito là. E tu sei partito a 18 anni e dove sei andato? Sono andato in Ghana e sono stato lì 2 anni e sempre lavoravo cacao. E dopo 2 anni sono venuto in Libia e facevo muratore. Sono stato là quasi 2 anni. E poi è scoppiata la guerra e non potevo più tornare indietro e eravamo obbligatori di poter scappare da lì e per quello ho deciso di lasciare Libia. E quanto sei rimasto a Lampedusa? Sei stato in un centro di identificazione? Sì, sono rimasto lì un giorno solo e poi in Magduria sono stato là 1 mese e 2 settimane. E da lì poi Padova. A Padova, Una sì. scelta tua o ti hanno portato lì? No, mi hanno portato solo loro. E lì che stato hai dovuto? Sei un rifugiato tu? Sono un rifugiato, sì. Tu hai trovato lavoro tramite la cooperativa? La cooperativa. No, quando sono arrivato prima, loro che mi trovavano sempre alla casa fino ad oggi. E per la casa tu paghi qualcosa? Sì, 150 al mese? Al mese, sì. Perché adesso da 1 mese sei stato assunto a tempo indeterminato? Sì. E a volte faccio le scatole per mettere gessi oppure agricoltura. Tu vorresti rimanere in Italia o quali sono i tuoi sogni futuri? Futuri voglio essere un cantante, se ce la faccio. Alla fine io ho chiesto perché non vuoi andare in giro con me. Alla fine mi ha detto che io veramente sei un bel ragazzo e sei bravo, ma io ho un po' vergogna di andare in giro con te. Ho detto va bene, sono contento che mi hai detto la verità, quindi ti auguro di trovare un bravo fidanzato e anche io mi auguro di trovare una brava ragazza. Ho detto poi e da lì ci siamo lasciati. Facciamo il caso di Sarid. Sarid è arrivato qui in azienda, come l'avete gestito, come l'avete introdotto? Gli insegniamo l'italiano, gli insegniamo come ci si comporta nel mondo, diciamo così, del lavoro, del sociale e quindi un po' alla volta riusciamo a inserirlo in modo da poter, diciamo così, insegnargli un qualcosa che lui giustamente da dove viene non aveva mai fatto, insomma. Vogliamo proprio cercare di capire qual è il punto di vista dei bambini, quali sono i loro dubbi e le loro domande. Per cui diamo la parola a Lorenzo e Francesca e naturalmente a Sarid. È stato un momento difficile scappare. È stato un momento difficile. Quando ero in Africa, il viaggio è durato 3 giorni, senza mangiare, senza bere, e altri vomitavano. E eravamo anche 650 e 50 persone sono morti. Dentro ero sotto, davanti a me è morto 2 persone, quindi da lì ho avuto paura e non sapevo se riuscirò a vivere oppure no, quindi da lì ho avuto tanto paura. I politici dicono molte cose sulle persone che arrivano dai barconi. Voi vi arrabbiate un po' quando lo dicono? A volte sì, a volte no, perché dipende quello che dicono e non sanno perché siamo venuti qui. E altri hanno ragione perché non hanno altre scelte per poter rimanere lì e gli altri scappano solo per lasciare la loro città. Quindi quelli che non hanno possibilità di poter vivere lì, loro hanno ragione. Ma altri che scappano senza motivo e quelli per me non va bene così. A voi che cosa pensate a noi quando arriviamo qua in Italia? Non è tanto bello cioè, è un po' brutto perché siete
poveri voi perché dovete scappare dal vostro paese perché c'è un problema. Invece qui in Italia noi stiamo abbastanza bene ed è brutto vedere che delle persone scappano da un altro paese perché nell'altro paese non c'è abbastanza cibo, acqua e quindi bisognerebbe un po' fare i paesi tutti uguali perché sennò non è più bello. Tu lo sai che i ragazzi vogliono che tu canti qualcosa? Ok, in italiano oppure l'inglese? È lo stesso, dicono. Ok, tipo sto scrivendo la mia musica per compleanno. I got my happy birthday eating with my friends, with papi everywhere. Love will bring you back to my way. If you can make someone smile, that means you are friendly, kindly, lovely, and you also send their pain away. Wow, I'm sorry to all my friends. They always give me a good advice, but I don't mind them. Now I gotta know the truth that it was a good advice. Direi che un applauso ci sta assolutamente.